E compa qui all'isola in Balagna, settimana nanta RCFM, e quarta data per parlare oggi storia con Stefano Pergola, originario dunque di Agida, che ha esciuto 2 anni fa un libro nanta a storia dunque di l'isola. Ora ritroviamo subito. RCFM e Campacui. Allora, l'isola per me beh, è di Amogida, dove ci sono nato, dove ci sono grandato, ho fatto i miei studi in corti e poi dopo sono stato professore, sono 20 anni che sono professore in Bastia, ma ho sempre salito qui con i miei parenti, i miei zii, i miei zie, e la mia famiglia finalmente, qui i miei cugini, e l'isola di Amogida, dove campo di radio a distanza, bosco sono Bastia, ma campo di Mogabo perché faccio tutte queste ricerche qua in questa città, sono quasi 10 anni, diamo città. Allora, ho fatto un libro 2 anni fa che si chiama L'isola, che è stato cacciato da Albiana, e poi ho voluto fare qualcosa che mi mancava, perché avevo assai parlato di storia, di Bolia e Moelevi, mi piace la storia in generale, mi sono detto veramente così, c'è qualcosa che manca. C'è un libro che esiste di Piero Colombani, L'île rousse raconté par un de ses enfants, che è un vecchio libro che non si trova quasi più, e dove Piero ha fatto già appena questa ricerca e ha continuato finalmente, ha cercato di approfondire appena questi fatti storici e poi ha fatto questo libro, dunque mi ha piaciuto 4-5 anni di ricerche tra dunque le cartoline, l'archivio e poi finalmente a storia perché questo libro di a tempo un libro estetico con le cartoline, con dunque tutte queste fiore, tutte queste vecchie cartoline, queste vecchie fiore di l'isola che hanno 100 anni di più, forse 100 anni fa e poi ancora di più, e poi da cartoline si parte subito a storia quando chi si vede veramente sta città come le cambiata, dunque da cartoline si è passato a storia e da storia si passa a cartolina. Allora, la storia dell'isola dunque, di una città che è stata fatta dunque, alla fine del XVIII secolo da Paoli, ma la creazione di una città corrisponde alla fine dell'epoca di Paoli, dunque lo sviluppo veramente di una città di il XIX secolo, dopo a Napoleone, dunque tutta la città si mette in piazza, il Secondo Imperio, tutte queste grandi famiglie di capicorsini che sono giunti all'isola, questi pescatori che sono giunti dall'Italia. Dunque, finalmente ora l'isola non esiste mica, posto che non c'è mica scordarsi che l'isola non è che a Biaggia di Santa Reparata e Santa Reparata ha perso la sua Biaggia, uso litorale, quando che l'isola è stata creata nel 1826. Dunque, a parte da qui, beh, si va a queste ricerche. E domani per compiere già la nostra settimana all'isola e Mare Droit un artigiano, un liudai, installato da poi un anno dunque all'isola di Matteo Graziani che sarà con noi in duso a telo. A domani dunque per la idea fine dei campi qui all'isola. RCFM e Campacui.